Finisce con l'intervento della polizia una lite tra due donne scoppiata per il possesso di un gatto. Accade a Treviso. Gli agenti risolvono il caso con l'affidamento congiunto. Paradossale vicenda a Treviso, scopre che il suo amicio è stato adottato dalla vicina, scoppia la lite. A mettere fine alla singolare querelle la polizia. Sentiamo come. Capita a volte che due donne si contendano lo stesso uomo, ma che per un gatto finiscano quasi alle mani è cosa davvero insolita. Tutto comincia 8 mesi fa a Treviso, quando un micio di nome Oreste viene investito e resta gravemente ferito. La padrona disperata lo porta da un veterinario, mesi e mesi di cure, finalmente il felino guarisce. Ma ahimè, il medico presenta alla proprietaria un conto di 4.000 euro che lei non può pagare. Passano alcune settimane e i soldi non arrivano, così il veterinario decide di mettere in adozione il gatto. Una ragazza si intenerisce, salda il conto e lo porta via con sé. Caso vuole però che la giovane sia una vicina di casa proprio della vecchia proprietaria di Oreste, che quando la vede la riconosce immediatamente e corre a farsi coccolare da lei. La donna, felicissima di rivedere il gattino, vuole tenerlo con sé, ma la vicina si oppone. Oreste ora è mio, ho pure pagato le spese mediche. Così scoppia una lite furibonda, i vicini allarmati dalle urla chiamano la polizia, ci impiegano quasi un'ora gli agenti per riportare la calma e trovare una soluzione. Quale? L'affidamento congiunto. L'animale viene riconsegnato alla ragazza che lo ha adottato, ma il gattino è libero di poter frequentare anche la casa della prima padrona ogni volta che lo desidera. La pace è fatta, ma gli alimenti ora chi li pagherà? E con questo gatto conteso finisce il nostro telegiornale. Adesso vi lascio alle previsioni del meteo. Grazie per averci seguito. Buona serata.